professioni molto importanti, libere professioniste, imprenditrici, come la casalinga, la studentessa. È un fenomeno trasversale e che colpisce tantissime donne. L'aumento delle denunce si è visto in questi anni rispetto appunto all'indagine del 2006 e questo fa capire che c'è un aumento della consapevolezza, ci sono molti più servizi del territorio, come la nascita di questi centri antiviolenza, delle case di rifugio, le case di secondo livello. Ma c'è soprattutto, anche da un punto di vista sociale, una presa di posizione più forte e un clima sociale di maggior condanna al fenomeno. Questo sta aiutando molto a far emergere i casi di violenza. Ogni anno in Italia purtroppo i femminicidi sono molti. Al 3 febbraio già erano morte 10 donne per mano dei loro compagni o ex compagni. Ho messo questa data del 3 febbraio perché è stata molto particolare, non so se avete seguito, che nel giro di 24 ore 3 donne sono state aggredite, 2 delle quali sono morte, a Brescia, a Napoli e a Catania. Una di queste 3 donne è stata bruciata ed era in gravidanza all'8° mese. È stato un fatto mediatico molto forte perché ha dato evidenza della complessità del fenomeno, della sua vastità e dell'atrocità anche con cui le violenze si stanno portando avanti. In Veneto cosa sta succedendo? In Veneto, rispetto ai dati del coordinamento IRIS, che riunisce centri antiviolenza, nel 2015 si sono rivolte più di 1315 donne e tenete presente che i centri antiviolenza sono una quindicina. Più della metà hanno un'età compresa tra i 30 e i 50 anni e vivono relazioni stabili con i loro compagni, quindi non pensiamo ad episodi di violenza sporadici, occasionali, ma episodi di violenza ripetuta all'interno delle mura domestiche e protratta anche per diversi anni. Il 96% appunto sono violenze domestiche in famiglie dove spesso sono presenti anche i minori. Ecco, la violenza assistita purtroppo rispetto all'indagine precedente ha subito un aumento del 5%, dal 60% al 65% sono stati i minori coinvolti in violenze domestiche. Non ci stiamo a prolungare sulle conseguenze della violenza assistita, ma si capisce col buon senso che la violenza assistita genera dei danni generazionali e dei danni sulla società che sono veramente enormi rispetto alle problematiche che poi questi bambini portano nella scuola, negli ambienti che frequentano, e purtroppo ci sono anche i dati che evidenziano come un bambino che da piccolo ha visto, anche solo visto, se non addirittura subito violenza, poi da grande sarà nella maggior parte dei casi o un uomo violento o comunque una donna che avrà più facilità a cadere in una relazione violenta. E ritorna l'importanza dell'educazione nelle scuole per questo senso. Velocemente il ciclo della violenza, però non mi vorrei soffermare molto su questo, ma ritengo importante un attimo fermarmi su questo aspetto perché tante volte anche quando noi andiamo in giro a raccontare, a parlare del fenomeno della violenza, la domanda che spesso ci viene fatta anche dalle donne stesse è: ma perché queste donne continuano a stare con questi uomini? Cosa le costringe a rimanere all'interno di queste relazioni violenze? Ecco, le risposte naturalmente non possono essere generalizzate perché ogni situazione è a sé, però il ciclo della violenza ci fa capire come in realtà non esistono episodi appunto isolati, ma ci sia un contesto dove ciclicamente succedono alcuni fatti e i più quelli su cui non so se si vede, no, però il ciclo della violenza ci dice come un accumulo di tensione all'interno di un rapporto affettivo porti l'uomo ad avere episodi, ad avere un'aggressività nei confronti della propria partner perché non vuole perdere il controllo della situazione e della donna. Questo genera appunto un accumulo, cioè il protrarsi, l'agito, che poi porta l'uomo ad una forma di senso di colpa e
po' il suo atteggiamento, il suo comportamento. La donna è tentata sempre a perdonare, a vedere che questo episodio, a sperare che questo episodio non si ripeta nel futuro. Per tutelare lei e i figli perdona, si crea una luna di miele, viene chiamata così come tempo tecnico in cui non succede niente, tutto sembra sommerso e taciuto, e poi ad un nuovo episodio, una lite, una banalità, perché la violenza nasce anche da banalità soprattutto, tutto si riprende e tutto ricomincia. La donna perché non esce da questo ciclo della violenza? E le donne che arrivano al centro antiviolenza si possono trovare in una qualsiasi di queste fasi della vita. Non escono per una serie di motivi, non solo uno. Innanzitutto per il pericolo, perché la denuncia non è risolutiva rispetto all'episodio di violenza, anzi se tu denunci ma poi non sai dove andare è più pericoloso tornare a casa, no? Quindi il pericolo che comporta l'uscire dalla relazione stessa. E il mancato sostegno che si può trovare all'esterno, perché la violenza nel corso degli anni comporta anche un isolamento della donna, perde le amicizie, perde il lavoro, ed è sempre più isolata da tutto ciò che la circonda. Quindi una volta che lei decide di andare non sa a chi rivolgersi. C'è anche un po' sempre il concetto di salvare la famiglia, perché in fin dei conti quasi la maggior parte delle donne ha figli e quindi si tenta di mantenere questo rapporto col compagno per tutelare i figli. Si crea, e anche molto spesso, una cosa che in psicologia viene chiamata la sindrome di Stoccolma. Gli addetti ai lavori forse sanno a cosa mi riferisco, ed è il fatto che la vittima spesso si adattano al carnefice perché vedono in quel contesto l'unico modo che hanno per sopravvivere. Si identificano talmente nei comportamenti di chi le sta maltrattando che non riescono a fare il passo, ormai sono bloccate rispetto ad una possibile via d'uscita. Ecco, le donne che arrivano al centro di violenza e che arriveranno anche al nostro di Chioggia potrebbero trovarsi in una di queste fasi del ciclo della violenza. La capacità delle operatrici dello sportello sarà proprio quella di capire a che punto la donna si trova rispetto alla sua situazione e portare delle soluzioni, dei progetti personalizzati, specifici per il suo caso. Rispetto all'analisi del contesto del territorio di Chioggia, adesso anche qui cercherò velocemente di dire che su 50.000 abitanti la metà sono appunto donne, le quali però hanno un tasso di disoccupazione o inoccupazione molto alto, quindi circa 13.000 donne, quasi 14.000, non lavorano. Anche il livello di istruzione registrato è mediamente basso per 16.000 donne che hanno o nessun titolo o licenza elementare media. Con questa formazione un po' scarsa, naturalmente è difficile trovare un posto di lavoro, non sono formazioni spendibili nel mercato del lavoro. Questo genera nelle donne di questo territorio una dipendenza economica molto forte che quindi compromette i percorsi di autonomia e di indipendenza. Nonostante appunto questi dati ci sono stati nel corso del 2014 molti episodi che fanno capire come il territorio abbia appunto bisogno di un centro come questo. Ci sono stati 120 accessi al pronto soccorso nel 2013 e lo stesso trend si è sviluppato nel 2014. 120 accessi specifici di donne che appunto hanno avuto la diagnosi di aver subito una violenza fisica da parte di un uomo. 10 richieste specifiche sul fenomeno, sul tema, sono arrivate al consultorio familiare. 4 di questi casi sono stati talmente gravi che si sono dovute trovare delle soluzioni per mettere in protezione le donne, quindi aiutarle ad accompagnarle in abitazioni più idonee e che tutelassero la loro salute. 116 richieste di ammonimento sono arrivate alla polizia, di cui 69 sono state accolte. Ecco, la richiesta di ammonimento è un provvedimento che ha introdotto la legge
legge del 20 di aprile del 2013, la legge proprio regionale a contrasto della violenza sulle donne, dove di fronte ai reati sentinella, come minacce e percosse, le donne possono chiedere direttamente al questore l'intervento rispetto al compagno o all'uomo che ha agito violenza. Adesso brevemente la strutturazione e la metodologia del servizio che andremo a svolgere. Entriamo nel vivo. Il centro antiviolenza garantirà sia risposte immediate alle donne che telefoneranno o che fisicamente arriveranno presso la sede, sia percorsi individuali di medio-lungo termine. Questo perché nella completa libertà e nel rispetto anche delle donne che verranno al centro ci potrebbero essere dei casi sporadici in cui le donne chiedono consulenze veloci, informazioni, dovremmo dare risposte che si possono anche concludere nel giro di qualche colloquio, e ci saranno invece donne che avranno bisogno di accompagnamenti più lunghi dove entreranno in gioco anche tutta l'equipe, quindi anche la consulenza psicologica e la consulenza legale per quelle donne che vorranno intraprendere la separazione o esporre denuncia per il reato di violenza. All'interno, una delle prime cose che faremo durante lo sportello nei primi colloqui sarà quella della valutazione del rischio di recidiva. Utilizzeremo uno strumento che è diffuso in tutta Italia ma anche a livello ormai europeo, che è il rischio di rilevazione SARA, introdotto da una psicologa criminologa, Anna Costanza Baldri. Attraverso questo strumento e questo questionario il centro antiviolenza avrà lo scopo di valutare la situazione di rischio e di pericolo che sta vivendo la donna in questo momento. Valutando la sua situazione di rischio si può intraprendere un progetto personalizzato di tutela e di supporto. L'ascolto telefonico garantito e dedicato è gratuito, poi vi daremo i contatti che abbiamo nel centro. Ecco, a questo proposito volevo dire che la locandina che avete in realtà non è definitiva e mancano appunto sia l'indirizzo mail sia i telefoni, che dopo vi do, e se volete con la penna purtroppo a mano correggere, ma ne faremo brevemente di nuovo. È stata un po' una corsa contro il tempo in questa settimana riuscire a fare. Ecco, l'equipe che si occuperà del centro antiviolenza saranno appunto due educatrici professionali, le studenti, la psicologa e l'avvocata. 4 persone che saranno continuamente, sono già formate sul tema, ma che avranno anche incontri tra loro di coordinamento educativo ogni 2 settimane e di supervisione dei casi una volta al mese, perché c'è bisogno che anche l'equipe sia continuamente formata su certi aspetti e anche supportata da un punto di vista psicologico, perché raccogliere certe istanze anche di bisogni e di relazioni di aiuto così forti non è scontato. Il centro farà anche eventuali accompagnamenti, quindi all'esterno, per donne che abbiano necessità di vario tipo. Gli obiettivi sono appunto accogliere, sospendendo qualsiasi giudizio nel totale rispetto della loro disponibilità anche nell'arrivare a un centro antiviolenza, perché io credo che ci voglia tantissimo coraggio nel rivolgersi a un centro antiviolenza, cioè solo il fatto di prendere in mano il telefono e di chiamare, di presentarsi lì a vedere questo ufficio che le accoglie è già un gesto molto forte che denota veramente il coraggio di queste donne. Garantiremo risposte personalizzate, appunto con percorsi che non saranno uguali per tutti, e come ho già detto, il supporto legale e psicologico. Il nostro obiettivo sarà anche diffondere una cultura basata sulla parità di genere, con interventi nelle scuole, di cui dopo Claudia dirà qualcosa in più, ma anche eventi di divulgazione nel territorio. Noi abbiamo in mente di fare degli eventi
o comunque dei momenti di sensibilizzazione, informazione e divulgazione del centro, ma non solo del centro in sé, proprio come elemento, cioè prenderlo come strumento di comunicazione importante rispetto al tema, perché se ne parla si riescono a far emergere anche situazioni di disagio e di difficoltà che tante donne vivono. A tutti i problemi che porta ci vogliono anche più professioni che ci lavorano. Non è possibile e non è pensabile che un centro antiviolenza da solo riesca a rispondere a tutti i bisogni che una donna vittima di violenza ha in quel momento. Ci vuole l'integrazione e la collaborazione tra tanti enti, le forze dell'ordine, il pronto soccorso, l'US 14, i medici di medicina generale, tutti, ma ci sono anche altre figure, al fine di fornire un servizio appunto integrato ed efficiente. Ognuno da solo non riesce a fare. Mettendosi insieme ci sono buone possibilità di dare delle risposte efficienti e adeguate. Pensiamo anche solamente alle forze dell'ordine, come 10 anni fa davano delle risposte che adesso ci lascerebbero sconcertati. Cioè la risposta era cercare di fare pace, dai, su via, cosa sarà? Adesso non credo che si verificano più fatti di questo genere. Le forze dell'ordine sono chiamate a dare alla donna le informazioni utili, quindi le forze dell'ordine devono conoscere il centro antiviolenza più vicino a cui rivolgersi e devono cercare di tutelare assolutamente la situazione in quel momento. Ecco, la lite familiare di fronte a evidenti ematomi o botte o lesioni non è considerabile più una lite familiare, non è considerabile un litigio. Questo progetto che l'amministrazione di Chioggia e del territorio ha voluto ha un aspetto che a noi è piaciuto molto sin da subito. Ha posto un forte accento sul valore culturale del centro antiviolenza, quindi il centro antiviolenza non solo come struttura che accoglie, contrasta, tutela e protegge la donna, ma come una struttura che vuole impattare sul tessuto sociale e culturale, perché questa è la strada per contrastare il fenomeno. Quindi il bando chiedeva proprio un intervento con le scuole di ogni ordine e grado. Noi abbiamo fatto una progettazione di massima su questo che andremo poi a concretizzare e sostanziare, ovviamente passando per i dirigenti scolastici e gli insegnanti, cioè concordando quali azioni possono essere più efficaci e come armonizzarle rispetto all'attività quotidiana delle scuole. Perché scuole di ogni ordine e grado? Perché è un fenomeno, la violenza di genere non è un problema della donna, non è un problema solo psicologico dell'uomo o della donna che rimane intrappolata nel circolo della violenza. Alice diceva prima, c'è una condanna sociale maggiore, no? Negli anni si è creato una condanna sociale maggiore, bene, e non è ancora sufficiente. E dobbiamo insegnare, dobbiamo aiutare i bambini, ma sin da piccoli, quindi quando dico scuole di ogni ordine e grado intendo la scuola dell'infanzia come punto di partenza, intanto a riconoscere le proprie emozioni, le proprie sensazioni, il proprio corpo, imparare a dire di no, quindi con i piccoli si lavorerà, ovviamente non si entrerà nella scuola dell'infanzia parlando di violenza di genere, ma fornendo gli strumenti ai bambini e alle bambine per sviluppare delle consapevolezze e delle abilità sociali, comunicative e relazionali di base per poi affrontare la vita adulta. Via via che l'età dei bambini e ragazzi cresce, ovviamente il tema della violenza può essere affrontato in maniera più diretta. Lavorare con le giovani menti vuol dire impattare in maniera diretta sulla qualità del tessuto proprio culturale, che è quello che secondo noi è particolarmente importante. Il fenomeno della violenza non si risolve ovviamente aprendo un centro antiviolenza, il fenomeno della violenza si contrasta efficacemente aprendo un centro per la violenza in un territorio dove serve e lavorando su tutto il territorio, quindi scuola, ma si citava anche prima l'importanza della rete, sicuramente l'uso delle forze dell'ordine, tutte quelle che ha citato Alice. A me viene da richiamare anche proprio il territorio in quanto cittadinanza, nel senso che era. Ed è importante quindi che tutta la cittadinanza sia informata e
utilizzata sulla nascita e sul funzionamento del centro. Speriamo che questo la stampa, ma ne siamo certi, ci sia di molto aiuto per diffondere capillarmente le notizie e aiutare un'informazione precisa sul centro. Quindi lavoreremo da un lato proprio sulle attività di sportello, di consulenza legale e psicologica, sulle conseguenze del fenomeno violenza di genere, quando queste si sono manifestate, in ottica preventiva, perché nel tempo i numeri drammatici che abbiamo visto scendano. Questo è il nostro augurio. Domande, chiederei di fornire l'indirizzo e il numero che mi è stato anticipato. Grazie, poi chiudiamo. Dunque, il numero verde, come vedete, è 800 19 53 59. A questo numero le donne potranno telefonare gratuitamente in qualsiasi momento, e avremo anche un numero di cellulare del servizio che è 344 3912 856. E in questi numeri ci sarà la possibilità di attivare anche la segreteria telefonica, quindi se anche al momento non si potrà rispondere si ascolterà il messaggio e subito poi si potrà telefonare alla donna. Lo sportello è in via, come abbiamo detto, Amerigo Vespucci, nella sede più che dignitosa dell'ASL 14. Ho messo anche gli orari dello sportello che, come vedete, copre 5 giorni alla settimana, il lunedì mattina e tutti gli altri pomeriggi. Abbiamo cercato di variare negli orari per dare possibilità di accesso vario alle donne, più efficace, più efficiente, di andare su appuntamento, però naturalmente sarà sempre aperto e non verrà mai chiusa la porta. Il numero verde, grazie. Il numero verde abbiamo potuto attivarlo solo dal 1° marzo, quindi ci vuole qualche giorno di attivazione e presumibilmente entro lunedì 21 dovrebbe essere attivo. Nel frattempo è già attivo il numero di cellulare del 344. Noi avremo finito. Grazie. Vi ringrazio, ci sono delle domande. Sono molto d'accordo che il problema è un problema culturale, di dibattito, di autocoscienza degli uomini soprattutto. Però ho visto che nelle scuole, la signora Alice mi pare, ha parlato di andiamo nelle scuole a portare una cultura di parità. E la mia domanda è: pari a chi? Agli uomini che sono violenti? Non sarebbe ora che invece di parità con gli uomini parlassimo della nostra differenza, che forse sarebbe meglio? Grazie. Volevo anche dire che la nostra associazione si chiama Insieme Arte Manicchio sul territorio, oggi nonostante il maltempo è in piazza con un volantino che riguarda la violenza e tra le altre cose auspichiamo appunto questo dibattito che si dovrebbe aprire in tutta la nostra comunità, ovviamente non solo nella nostra, tra uomini e donne su questo tema così importante. Grazie. Sì, grazie per la domanda e naturalmente sono d'accordo, ma per parità di genere non intendevo di sicuro un dislivello in cui l'uomo è qua, la donna è qua e va raggiunto, non era questo, era un dire cercare di impostare una cultura che non preveda discriminazioni per le donne, quindi una parità a livello di opportunità che si possono offrire ad entrambi i sessi, perché quando vediamo anche quante difficoltà ci sono oggi nel mercato del lavoro per le donne. E quella sicuramente non è una parità di genere rispetto alla possibilità della donna di essere una lavoratrice e di essere una madre e di portare avanti tutte e due le cose nel migliore dei modi. Anche nel mondo del lavoro c'è tanto da fare. E comunque siamo ben disposti a collaborare, quindi la sua associazione, non ho capito bene come si chiama. Si chiama Insieme Arte Amare Chioggia sul territorio. Benissimo. Saremo contente se potremo collaborare insieme, quindi aperte a qualsiasi forma di sostegno, di supporto e di condivisione anche di competenze. Grazie. Se sono presenti delle domande, anche di tipo tecnico, eventualmente curiosità, come sono detto sicuramente, insomma.
ampliare e speriamo anche in qualche incontro anche di manifestare, come si diceva, a livello pubblico, anche del territorio nella sua espressione più ampia, l'attività e le iniziative anche divulgative, dopo di approfondimento dove ce ne sia la necessità. Io ringrazio naturalmente tutti gli ospiti, i relatori di questa mattinata, ringrazio di nuovo gli uffici che sono stati qui presenti, la stampa, il pubblico, le associazioni del territorio che sono vivaci. Approfitto anche per dire che questa iniziativa si pone oggi non per fomentare la festa delle donne, ma anzi per essere più consapevoli che le iniziative portate avanti insieme possono rendere onore a questa ricorrenza che spesso è vissuta in maniera un po' superficiale, e approfitto anche per ricordare così di passaggio gli altri appuntamenti che abbiamo in questo mese di marzo dedicato alle tematiche femminili. In particolare si parlerà ancora di parità di accesso, anche come arrivati poco fa, dal punto di vista anche legale della nostra Costituzione, il sabato 19 di marzo al mattino alle 11 in auditorium con la consulta per le pari opportunità. Il 20 onoreremo invece una grande donna di cui abbiamo il busto in questa sala di consiglio, che è Eleonora Duse, che non è solo un'artista ma una donna che ha davvero raggiunto un'avanguardia anche nell'autonomia e nella capacità di impresa nel mondo dell'arte, e la ricorderemo anche il 22, martedì 22 alla sera, avendo l'onore di ospitare a Chioggia Elena Bucci, che ci restituirà appunto la figura di Eleonora Duse. Io ringrazio